l'antica Bari e la torre saracena, che dipende dal mare, quelle incursioni che nel corso della storia ovviamente minacciavano il territorio e i suoi abitanti. E ovviamente loro, prendendo in prestito un po' questo concetto di difesa, vogliono difendere quello che è il loro, come posso dire, consolidato, ereditato solo da una bella tradizione che manifestano attraverso l'allegria del ballo, anche se stasera hanno scelto una forma più posata di danza, perché sul ballo del Bari è un ballo elegante che entra in punta dei piedi. Matteo Bucaria li accompagna, gruppo poi San Giovanni di Bari Savio.
ammirati, apprezzati, applauditi. A questo punto creiamo una sorta di spartiacque che non è una pausa, perché la pausa